Waiu, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, finalmente, è probabilmente colpa mia che l'ultima volta che ho registrato non me ne sono accorto, finalmente abbiamo la possibilità di prendere in squadra i nuovi acquisti Cajust, eccolo qua, e lo compriamo subito, ingaggia, e anche, vabbè, ovviamente adesso me lo farà vedere, sì, sti cazzi, tutto a posto. Abbiamo ricevuto Cajust e anche Nathan. E anche Nathan possiamo comprare. Ecco qua. Bene. Abbiamo preso anche Nathan. E ho bisogno per completare la squadra, ragazzi, anche di Zanoli. Eccolo qua. Lo ingaggiamo. Tanto i GP ovviamente non ci mancano. E Flor Junior se n'è andato, Contini non mi interessa, Zedatka potrei prenderlo ma non mi serve, Idashak terzo portiere cazzo è, non mi serve, il resto ci abbiamo tutti ragazzi praticamente, manca solo ovviamente Lindstrom che ancora non è stato aggiunto con la maglia del Napoli, lo compreremo poi, e per andarci poi a togliere anche lo Zano, potrei prendere volendo Zedatka ma sarebbe praticamente inutile perché adesso vi faccio vedere che andiamo a ricomporre la squadra dando nello schema di gioco tra i sostituti soprattutto togliamo anche dai sostituti anche Kim Min-jae ormai e andiamo a inserire Nathan, mettiamo Kajust al posto di cazzo al posto di chi lo mettiamo? Lo mettiamo al posto di Dem perché onestamente sti gran cazzi di Dem probabilmente sì, Gaetano, Zerbini mi tengo tutti assolutamente, mettiamo al posto di Dem e andiamo a prenderci anche Zanoli che deve essere messo assolutamente al posto di Beresischi che non è più in squadra. Detto ciò, la panchina finalmente si va a formare con solo giocatori presenti realmente nella rosa del Napoli, ma come ben sapete quelli che non sono presenti comunque non li avevo utilizzati. Togliamo anche il Ciuchi in realtà direttamente già dai titolari, momentaneamente schieriamo Politano perché ormai il Ciuchi a momenti andrà via e arriverà l'Istrom, quindi per il momento Politano sarà il nostro titolare insieme eventualmente a Raspadori e poi vedremo come va. Andiamo adesso, prima di continuare il campionato ragazzi, andiamo a potenziare un pochino i nuovi arrivati perché onestamente sono un po' scarsini, soprattutto a difesa Nathan vorrei provare potenziandolo a vedere che cazzo succede. Mamma mia, con 12.000 siamo praticamente arrivati. Ok, facciamo così, qua ce n'è un po'. Mettiamo l'ultimo, 46, perfetto, via allenamento, procedi. Eccolo qua Nathan. E adesso andiamo a fare il progresso giocatore, ragazzi, vi faccio vedere anche come lo potenzio. Andiamo chiaramente andiamo chiaramente a mettere le vie laterali o io perché io gioco con vie laterali, perfetto, e statistiche andiamo chiaramente ad aumentare la difesa, mettiamo 4 qui, forza in aria assolutamente, arti inferiori assolutamente e anche accelerazione, bisogna andare qua, io passaggio e tiro non ci interessa, andiamo praticamente solo su questi parametri, indubbiamente per potenziare Nathan, perché ripeto, tiro di non ce ne frega un cazzo. Forse un po' il passaggio, metto il passaggio per i passaggi arretrati. La destrezza deve salire, forza anteriori, potenza di lanciatura, velocità e resistenza, pure qui forza in aria deve salire ancora, difesa assolutamente. Andiamo ancora con forza in aria, direttamente un altro paio a difesa, facciamo così. Sì, meglio per forza, non migliorabile, non migliorabile, non migliorabile, mettiamo un altro a passaggio. E penso che meglio di questo, ragazzi, non si può fare per Nathan. Andiamo a usare i punti che gli abbiamo assegnato e lo facciamo diventare 81, che quantomeno potrebbe diventare giocabile rispetto a quello che era prima, ma chiaramente il nostro titolare per il momento probabilmente rimarrà Juan Jesus e abbiamo anche Ostigard fortunatamente. Andiamo a potenziare anche Caciusta perché 69 mi sembra veramente 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 basso. Vediamo un paio di 10.000 qua, eccoci qua, facciamo così, saliamo
49, perfetto. Avvia allenamento e Cacius chiaramente il nostro svedese che gioca a centrocampo. Andiamo chiaramente lo stile di gioco che è sempre con le vie laterali, arriviamo a 89 e sta bene. Andiamo chiaramente a giocare con forza arti inferiori perché deve aumentare la velocità, forza in area assolutamente perché gioca a centrocampo, gli diamo anche 4 in difesa perché potrei farlo giocare come mediano anche al posto di Lobo. Quindi passaggio assolutamente, destrezza glielo vado ad aumentare perché accelerazione, controllo del corpo assolutamente sì, dribbling pure glielo diamo, tiro attendiamo un attimo, andrei con forza arti inferiori a dargli un po' di sfogo, forza in aria la stessa cosa, difesa saliamo a 6, destrezza pure saliamo almeno a 6, accelerazione potrei quasi aumentare, gli do dribbling, tiro gli do 4 punti, veniamo finalizzazione calci da fermo, tiro a giro in realtà ci serve veramente a poco, io il passaggio, effettivamente il passaggio è quello che deve aumentare sensibilmente, dribbling, controllo palla, assolutamente sì, gli aumentiamo un altro po' di velocità, forza arti inferiori, abbiamo 3 punti, eh sì, facciamo qui, dovrebbe andare bene, usa i punti e lo facciamo diventare 82 da 69 a 82 è un bel miglioramento, un bel miglioramento. A questo punto, raga, dato che il nostro Zanoli per il momento e penso rimanga lui, per questo mi permetto il lusso di andarlo già a migliorare. È il sostituto del nostro capitano e io me lo vado a potenziare perché qualora il nostro Di Lorenzo, il nostro Giannino magico, sostanzialmente dovesse non stare bene, possiamo provare a usare Zanoli. O comunque è un sostituto che deve diventare assolutamente all'altezza. Progresso giocatore, andiamo chiaramente allo stile di gioco, alle vie laterali gli serve anche meno, ho 113 punti assegnabili che sono tantissimi, quindi andiamo a mettere i primi 10 punti in difesa subito, che comunque è in difensore, forza in area, forza arti inferiori, destrezza perché c'è l'accelerazione, lo faccio arrivare a 10 assolutamente, dribbling gliene do 4, passaggio gliene do 10, perfetto, tiro attendiamo, il tiro non ci interessa, aumento ancora un po' la difesa, la difesa è importante, diciamo così, forza arti inferiori, questa è velocità, arriviamo almeno a 10, perfetto, e poi gli diamo destrezza, sarebbe ancora l'accelerazione, gliene diamo un altro e gli diamo un po' di dribbling, dai. E penso che così ragazzi dovremmo portarlo a un discreto livello. Vediamo, 83 che come sostituto è un buon sostituto adesso di Giannino Di Lorenzo. Dopo aver comprato gli ultimi giocatori che mi servivano, a parte Lindstrom che ancora devono metterlo con la maglia del Napoli, ma che succederà a breve, spero domani con l'aggiornamento, nella prossima puntata vedrete il continuo per la scalata del campionato.